Direttore Francesco Benazzi, manca sempre meno all'inaugurazione del nuovo ospedale di Treviso. Come sarà questa cittadella della salute? Premetto una cosa, è stata veramente una corsa in salita riuscire a arrivare per fine settembre all'inaugurazione, perché siamo partiti praticamente da zero dal progetto, ma abbiamo dovuto poi fare una serie di passaggi dalla conferenza dei servizi alla conferenza per il finanziamento finale di tutta la progettualità, un finanziamento che vale 268 milioni di euro, lo ricordo a tutti, quindi un finanziamento importante. Poi abbiamo avuto, se vi ricordate, l'inquinamento delle falde legate all'amianto, abbiamo dovuto bonificare un'area. Abbiamo avuto un ritardo dovuto ovviamente al cambio di una parte, al cambio del progetto, che l'abbiamo reso, e dopo lo spiego, molto più efficace rispetto al progetto di 10 anni fa. Perché? Perché oggi andiamo verso l'ospedale 4.0, cioè un ospedale che deve essere flessibile. Non possiamo più pensare ai muri fine a se stessi, ma l'ospedale dovrà essere flessibile per adattarsi ai mutamenti della situazione. Oggi abbiamo una situazione demografica che vede un aumento della popolazione anziana, quindi un ospedale che dovrà guardare soprattutto dei surgery, cioè una chirurgia veloce e una chirurgia giornaliera, e puntare più che altro invece a una degenza un po' più lunga legata ovviamente alle patologie all'anziano. Quindi un ospedale molto più flessibile, ma proprio perché è un ospedale moderno, anche molto più efficiente. Il fatto di far lavorare 25 sale operatorie insieme in modo tale che lavorino dalle 8 di mattina alle 8 di sera produce una sinergia e un risparmio anche di personale, visto che facciamo fatica ovviamente a trovare gli specialisti, in modo tale da avere produzioni maggiori, cioè fare più interventi. Questo è l'obiettivo. È un ospedale poi che si integra col tessuto sociale, perché non possiamo pensare a un ospedale solo come dicevo, struttura in cemento armato, eccetera, ma un ospedale che adotta colori vivaci, non più i colori smorti di una volta all'interno ovviamente delle stanze, perché uno viene in ospedale sì per una patologia, ma non può soffrire anche o deprimersi perché vede dei colori che non era accettabile una volta, il rosso, il giallo, l'arancione, il bluette, ecco, perché credo che anche questo possa servire. Un ospedale fatto di percorsi chiari e precisi per la cittadinanza, per l'utente, perché quando sono arrivato a Treviso ho dovuto rifare completamente ovviamente i percorsi, perché la gente si perdeva in ospedale. Deve essere un ospedale che risponde alle esigenze anche di colui che si disorienta, perché può trovare subito i reparti, può trovare subito gli ambulatori e quello che serve. E dopo un ospedale immerso nel verde, che è altra cosa, cioè un percorso vita e verde dove chi è ricoverato può, anche se può deambulare oppure in carrozzina, uscire e stare all'aperto e vivere ovviamente anche l'ambiente esterno, perché l'ospedale non è una prigione, è un qualcosa che serve per curarsi, ma anche per poter ritornare a vivere. Un ospedale aperto alla gente. Non a caso abbiamo creato la Main Street, perché all'interno ci saranno negozi, ci sarà possibilità di vita, di comunità, perché l'ospedale non può essere isolato dal resto della comunità sociale, la comunità del comune di appartenenza. E poi un ospedale, appunto, come dicevo, tecnologicamente avanzato 4.0, dove le alte tecnologie devono servire per l'ospedale, ma soprattutto per il territorio. Quindi un potenziamento della telemedicina, un potenziamento del telesoccorso, ma un potenziamento anche della gestione del paziente cronico a domicilio, grazie a braccialetti, grazie a situazioni da remoto che possono essere poi gestite all'interno dell'ospedale da personale qualificato. Sono, dicevo, 59.270 metri quadrati. Abbiamo 620 posti letto di altissima specialità, soprattutto tutta la branca chirurgica e tutta la branca specialistica. Questo verrà inaugurato. Poi avremo la seconda fase, dove avremo la ristrutturazione della parte internistica, quindi medicine e geriatria. In questo caso qua sposteremo quindi i pazienti che oggi sono in medicina, li porteremo nell'area chirurgica che è più moderna dal punto di vista strutturale, per fare in modo che poi nei 2 anni successivi si possa ovviamente ristrutturare il resto. Ricordo a tutti che ovviamente abbiamo fatto una centrale SUEM importante che è già attiva. Stiamo facendo finiti tutti i parcheggi per i cittadini, quindi la gente non dovrà più avere il problema del parcheggio e di trovare il parcheggio, perché ci sono 800 posti per parcheggiare.
un ospedale che usa il fotovoltaico, quindi anche va verso il risparmio energetico, visto ovviamente anche l'aumento dei costi dell'energia, un ospedale che, ripeto, è immerso nel verde, perché grazie al Comune di Treviso faremo una passerella e il collegamento tra la città di Treviso a piedi e l'ospedale, che è un'altra cosa importante, per cui il cittadino potrà anche venire a fare una passeggiata e integrarsi ovviamente con l'ospedale e con le persone che lavorano in ospedale. Credo che sia la grande forza dell'ospedale moderno, sia anche questa. Un'importante novità per la Cittadella della Salute di Treviso sarà anche la possibilità di avere delle aule per le lezioni universitarie. Sì, noi abbiamo già la fase progettuale, stiamo chiudendo grazie alla grande disponibilità della Regione Veneto a livello economico, perché lo dico sempre, abbiamo portato l'università a Treviso grazie al Presidente Zaia, l'accordo che ha fatto lui con il Rettore dell'università. E l'abbiamo portata a Treviso dal primo anno di medicina contro tutti i 6 anni, ma soprattutto l'abbiamo portata a Treviso perché lo grande sforzo economico l'ha fatto la Regione Veneto. La Regione Veneto andrà a coprire, non è cosa poco, parliamo di qualche milione di euro, i costi ovviamente delle docenze, di nuovi docenti che l'Università di Paola farà e che li porterà a insegnare qua a Treviso. Quindi un grande sforzo economico fatto dalla Regione, e noi in accordo con l'università stiamo facendo la cittadella universitaria. Il progetto è già pronto, dovremo metterlo a gara ovviamente, poi parteciperà anche l'attuale concessionario che può partecipare, sono circa 12 milioni di euro dove faremo aule, faremo le mense, faremo un grande auditorium e faremo i nuovi laboratori, proprio perché fare in modo che più che mai che l'università di medicina del primo al sesto anno resti qua a Treviso, anche per fidelizzare i giovani laureati, perché chi si laurea a Treviso si innamora di questa città, si innamora di questa provincia e resta a Treviso.